Bene, buonasera a tutti, siete voi, novara de oie, di 3 del su mese dell'Ampata, 2026. Bene, tornato a Bizzi TV, come che siamo da Inocche e entriamo diretto in argomento, insomma, come da solito, l'argomento lo cominciamo, quindi danne una baitatella saida nostra che si presenta de voi, che su che è completamente limpio, non basta presenza de nugas e per una già sole sta arrivando a tuttusa ida. Eccola qua. Bene, ieri è stato un bel evento sportivo, la Vitesse, giovanissimi, ha vinto contro la Gavoi e vabbè, no, ovviamente tutto sono numeri, comunque di squadra giovanissimi del Gavoi e quindi si è classificata prima su questa categoria e come colata a un livello superiore. Complimenti a se spezzino, e complimenti come ti ha appoggiato e dato a tutta l'associazione polisportiva Bitese, per tutto il lavoro che ha fatto, per quanto spezzino ha posto in mezzo, educandolo, che ne socializzazione, organizzando tutto ciò che vi serve per dare base solida a una società. Visti in trea, già in trea, nelle geste di vittoria, di questo ruolo, nelle geste riconoscente, questo è veramente un ruolo molto importante. Gli sport in bici danno a vero risultato importante tra beat e volley, poi la società polisportiva Bittese, soldi su padel e così via, veramente una presenza sportiva ma metta importante. Ha potuto dire il suo complimento al suo presidente Andrea Giovanetti e a tutti quelli che partecipano a questa bella associazione, insomma, che danno questo risultato. L'appoggianato sul risultato sportivo le sei squadre sono importanti, ma ciò che è più importante è sul risultato del carattere sociale, educativo e tutto ciò che sta intorno del coinvolgimento delle persone, di collaborazione su uno che satero, insomma veramente una realtà bella. Cioè, che non in tutto la vita è bestia, insomma, ecco, invece bilamo e non e la dobbiamo tutelare, alimentare e dare tutto su che è possibile poi anche in modo che riesca a funzionare. Complimenti. Bene, colamo a su Taravallo che in effetti devia andare prima, però insomma ha sbagliato un po' con la sequenza impostando la relazione e quindi nos accontentiamo di su questo, oggi è sabato, praticamente abbiamo circa 27 gradi, abbiamo sole primo, poi tutto canta di crasa domenica, invece abbiamo 31 gradi, sole primo, tutto sadie. Bene, andiamo a sos eventos che bisogna, intanto a sos che bisogna proprio crasa di eventos e crasa in Tepilora a Veste sul Parco Trepilora, Veste l'associazione Achimolo che ha organizzata una die in Tepilora. L'associazione Achimo vi offre gratuitamente un'esperienza unica all'interno del parco con escursioni in quad, fuoristrada, degustazioni di prodotti tipici locali, tour speciali, animali fantastici e dove trovarli. Animali di internet, naturalmente, lo torno a ripetere, in pretta, cioè era figurato in pretta per i più piccoli. Bene, poi abbiamo a l'evento del Crasa, este Festa San Giovanni Battista, bitti 13-14 giugno 2026, sabato oia, sa 8, San Benescordas e Ortatos e Longo, domenica 14, a mezzodia, a messa, poi a 1:15 il pranzo e a Salvatelo o torneo de Murra e ballo in piazza. Bisemos o qua viene a manifestare del soldato, scusate, del Samurra, batta in premio due resoglia, il primo premio, però viene premiato pure il primo
così come sul terzo classificato di coppia e si paga 30 euro la coppia per partecipare. Bene, altri eventi che abbiamo in programma sono questo mercoledì 17 si comunica che l'amministrazione deve essere in riunione per cominciare a organizzare l'autunno in Barbagia a Cortesa Aperta, l'hanno posto questo numero che non possiamo vedere usiata. Si comunica che l'amministrazione comunale ha programmato per mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 19:15 presso l'aula consiliare la riunione per discutere la programmazione di autunno in Barbagia, che avrà luogo a Bitti il 5 e il 6 settembre 2026. L'ordine del giorno sarà il seguente: proposte autunno in Barbagia 2026, varie ed eventuali. Sono invitate a partecipare tutte le associazioni, cooperative, titolari di attività produttive, artigianali e di commercio e tutti coloro che sono interessati a prendere parte alla manifestazione al fine di presentare la loro proposta e la loro adesione. Bene, quindi questo è non vuol dimenticare del che 7 dell'Ampata a 7 e quarto in comune. Poi abbiamo un altro appuntamento, sempre in bici. Allora abbiamo l'appuntamento, questa presentazione del suo libro di Arvores, Chiarori, cioè non Arvores, cioè albori in italiano deve essere, Chiarori no, che l'hanno posto. Bizzi, Martesi, Reiche dell'Ampatas, a Sassese e Mesa, in biblioteca comunale, socioculturale Sinnoso, biblioteca comunale in collaborazione con su Sozio Zugolostio, presentano Arvores, poesia di Maria Teresa Rosu, che fa Edera, Giuseppe Massida, Diego Asproni, Dino Manca dell'Università di Sassari. La lettura di questa poesia è sta cura di Ivana Bandino, Giovanni Carro, Maria Antonietta Goldi, Giuseppe Massida. Questa partecipazione di questa cantante Lena Galte, a essere presente la poetessa. Va bene. E poi altro appuntamento, questo è quando il sole si ferma, il solstizio di Romantesu, tra archeologia e astronomia nel cuore della Sardegna. 19 giugno 2026 dalle ore 20 presso il sito archeologico di Romanzeso, Bitti, conferenza e osservazione del cielo con i telescopi a cura dell'Associazione Astronomica Nuorese. Evento realizzato con il contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora. Programma, ore 20 conferenza, il solstizio di Romanzeso, ore 21 osservazione ai telescopi, racconti, tramiti e astronomia. Ingresso libero, info e prenotazione, telefono 333 32 giorni 346 333 23 71 759. Va bene. Tutto bella iniziativa, veniamo da cosa e come entriamo in sala segna stampa e entriamo di preciso che sia una pagina dell'Unione Sarda. Ormuz soffiano venti di pace, e no che siamo a Pichellassa, non si scritti sì, basta bene l'accordo oppure no, c'è un testo concordato dagli Stati Uniti e Iran a Ginevra attesa per la firma. Il testo è giocata e diffuso in Iran, è una resa vera e propria dell'America totale, insomma, cioè addirittura gli stati binacionali, cioè la gestione di si tratta di Hormuz, ma non c'è spazio per l'odio. Le indagini. Cagliari, attentato alla moschea. Proseguono le indagini dei carabinieri per dare un volto e un nome a chi ha appiccato il fuoco davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari. Non si ferma la solidarietà per la comunità islamica. Qui non c'è spazio per l'odio e tolleranza. Oristano, le peripezie per avere una ricetta. Sanità mattinata in coda all'ascolto. Cioè, la questione della sanità è sempre in alto mare. Altre norme illegittime. Questo è il di Benedetto Ballero, la sentenza numero 100 2026
Corte Costituzionale, relativa alla legge regionale 18 del 2025, ha dichiarato incostituzionale e illegittime altre due norme, pur affermando la inammissibilità o la non fondatezza di tutte le altre impugnazioni governative. Una delle due illegittimità condivisibile è relativa all'articolo 29 della legge, secondo cui le sanzioni per le violazioni paesaggistiche non avrebbero dovuto essere applicate in caso di opere pubbliche, pur realizzate in assenza di o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica. E va bene. Poi, in Olbia siamo solo noi, in 35.000 ad Olbia cantano con Vasco Rossi. E vabbè. Noi accontentiamo di questo. Nuova Sardegna, prima pagina, Vasco infiamma l'isola, con lui cantiamo e ci emozioniamo. Spiagge, l'estate dei divieti, stop ombrelloni, cibo e castelli, e Punta Molentis finisce su Team The Guardian. Punta Molentis è steso qui, hanno colato, abbiamo fatto, cioè l'hanno all'utto, insomma, che su travolta e uccisa da un sububa, sempre scarico incidente, e Bepone, Temischineda, stato Zovana. Vermicino, Alfredino nel posto, Licheri tentò di salvarlo. Alfredino l'azzerimento con suo prigioniero interrotto in questo puzzo del Vermicino, abiti abbassato un usardo, Licheri chi ha tentato di lo salvare. Mischino è morto pure Licheri, l'anniversario 45 anni fa, l'Italia col fiato sospeso. Concorso Vermentino, il top al mondo è di Sassari. Solo 13 2023, medaglia d'oro da Stacchera. Il titolo su Vermentino che si narra solo 13 2023. Bene, andiamo da innanzi, rientriamo in pagina sa provincia di Nugolo e qualche cosa pure sopra dei vizi. Allora, Bitti, in quadro fuori strada a Tepilora, tour voluto dall'associazione Achimus. L'escursione in mezzo alla natura è in programma domani con partenza alle 9. Per chi volesse vivere un'esperienza più unica che rara nel territorio di Bitti e immergersi nello straordinario habitat del Parco Naturale Regionale di Tepilora, domani non può rinunciare alla proposta dell'associazione Achimus, un'esperienza sensoriale a tutto tondo con escursioni in quad e fuoristrada, corroborate dalla degustazione dei prodotti locali di cui la tradizione bittese è ricca. Ciò che il sodalizio socioculturale bittese propone spazia comunque anche verso ambiti più profondi e contemplativi, con la possibilità di interscambi sensoriali tra i partecipanti che godranno della possibilità di arricchire l'esperienza escursionistica attraverso profumi, suoni e colori. Tepilora è un vero gioiello della Sardegna e scoprirla attraverso un'esperienza sensoriale in quad fuoristrada è il modo perfetto per unire lo spirito avventuroso della bellezza selvaggia di quel territorio, esplorando la natura attraverso i 5 sensi. Tra profumi di macchia mediterranea, suoni del bosco e colori unici, l'attività unirà il trekking, momenti di consapevolezza e relax, percorrendo un itinerario solitamente guidato da esperti conoscitori del territorio, che si articolerà su diversi livelli sensoriali: olfatto, con il riconoscimento delle essenze tipiche come mirto, corbezzolo, ginepro e sughera; udito attraverso l'ascolto del silenzio, rotto solo dal fruscio del vento tra le fronde degli alberi e dei corsi d'acqua; vista contemplando le formazioni rocciose e granitiche del paesaggio, che spazia dal verde dei boschi fino al mare, che nelle giornate terse può essere visto dalle alture. Tatto, con il contatto diretto con le cortecce degli alberi e le rocce modellate dall'erosione, l'evento realizzato con il contributo dell'ente
Parco Tepilora partirà alle 9 di domani e offrirà inoltre la possibilità di usufruire di un tour speciale per i più piccoli alla scoperta degli animali fantastici e dove trovarli. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare a 329 95 34 811 331 36 che manta Kimbe 622. Andiamo da innanzi e restiamo in provincia. A sinistra comunista in lutto, è morto Pierluigi Mulleri, comparto mio puro, dirigenti e compagni lo ricordano, commossi, era un leader. La scomparsa di Pierluigi Mulleri lascia un vuoto incolmabile nel panorama politico della Sardegna e della sinistra. Parole risuonate nell'ultimo saluto ieri mattina in cimitero allo storico dirigente nuorese, già segretario regionale e membro della direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, ingegnere minerario di formazione. Mulleri è stato uno dei padri fondatori della formazione comunista nell'isola, oltre che un punto di riferimento morale e politico imprescindibile per decenni. Onore e ammento pro Pierluigi Mulleri. Il classico torna agli studenti, nuove aule per lo scientifico. Questa è una telenovela che finalmente è finita, ma l'hanno visto pure ieri. La scala sono tornata dal suo capo d'istituto, praticamente sul liceo classico, e torna a Berto, insomma, è utilizzabile. Le novità della provincia sul futuro dei licei Asproni e Fermi. 8 nuove aule a disposizione degli studenti da settembre nel liceo scientifico Enrico Fermi. Si trovano nel nuovo corpo edilizio realizzato nella parte della scuola che fronteggia la via De Gasperi. L'opera è costata 1.600.000 euro, finanziata in parti uguali dai fondi di bilancio della provincia e del Ministero dell'Istruzione. L'acqua c'è, restano gli sprechi. Baronia, gli amministratori di Siniscola e Posada denunciano perdite fino al 40%. Sindaco di Torpè, mega potabilizzatore pronto, ma non può funzionare. Lo hanno convinto a comprare questo mega potabilizzatore. Convegno e teatro fanno rivivere la rivolta di Patrobello. Siamo in Orgosolo, intera giornata in programma il 19 giugno, a 57 anni dall'evento. Patrobello 1969, Orgosolo dedicata alla giornata del 19 giugno alla memoria dell'attualità, promossa dall'Associazione Culturale Murales e dalla Fondazione Anna Ruggiu Onlus, con il contributo del comune. La data non è casuale. Il 19 giugno 1969 ebbe inizio l'occupazione dei territori destinati alle esercitazioni militari da parte della popolazione, dando vita ad una delle più significative mobilitazioni collettive della storia contemporanea della Sardegna. Allora, inocchiamo su sinistra e lutto per la scomparsa di Mulleri. Già istissati il giornale, questo è Isa Unione Sarda, ma l'abbiamo già detto, Isa Nuovo. Centrodestra sardo cala gli assi. Oggi Schillaci, Salute e i vice premier Tajani, Arianna Meloni, liste d'attesa tagliate. Fratelli d'Italia al Congresso. Fratelli d'Italia, cioè Forza Italia al Congresso. Fratelli d'Italia discute di sanità, parata di ministri a Cagliari. E intanto la carta di Oliena, un patto autonomista nel nome di Mario Medici. Cioè che batte un'operazione di usucapione proprio verso Mario Medici, tutto questo assente, non binnaia tu, l'ardista non binnaia praticamente tutto Zoschi prima in contrario a Mario Medici come di Lucchese neppure colloire. Hanno fatto un convegno, tutto il partito italiano non binnaia manco uno sardo,
cioè non vai a manco qua intervento da esso pubblico. A pur di mannato io prima che un intervento non è stato possibile che non vai all'occupo suo pubblico, cioè 28 so solito so isso so, noi soldi stia lì. Ripartiamo dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, esordisce ad Oliena Ignazio Luci, presidente del Consiglio delle autonomie locali. Notate bene, questo è autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali, CAL, chi metta dei noi scrivi manco, chi esista. Il sindaco di Sant'Antioco pondera le parole, lo fa nel nome e nel ricordo di un uomo sardista che ha lasciato il segno, Mario Meli, per un uomo sardista, ma del sardista non binaiata mancuno, cioè hanno dato l'italianista di uno gigante sardista, hanno dato, questo è ciò che è successo in Oliena. Mario Meles era un esempio, il suo pensiero è terribilmente attuale, assicura Carlo Pala, politologo, una nuova stagione costituente può esistere solo se nasce anche da una spinta dal basso, aggiunge la governatrice Alessandro Torne, però dal basso naturalmente non vai nessuno. Ieri, convegno a parte, da Mario Melis al 2030, nel paese ai piedi del Corrado è stata svelata la Carta di Oliena, un manifesto che per un nuovo patto tra regioni ed enti locali. Vabbè, vabbè. Latte Arborea guarda al futuro. Caro trasporti e insularità, appello del Presidente sequi ai politici regionali. Fatevi valere. La cooperativa ieri ha celebrato i 70 anni di storia con una serata speciale. Arborea è un'azienda sarda, è in attivo da Nevruttono, sul palco la storia del futuro dell'azienda, ma anche i numeri e le analisi per competere nel nuovo mercato. Ieri ad Arborea è stato celebrato un compleanno speciale, i 70 anni della cooperativa Latte Arborea, leader del mercato lattiero caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 267 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al 2024, quindi veramente un'azienda positiva. Agroalimentare da 89 miliardi, cresce il valore aggiunto ma cala l'occupazione. Questo naturalmente sta a livello italiano, 89 miliardi. Nel 2025 il settore agroalimentare e quindi agricoltura, silvicoltura, pesca e industria alimentare ha registrato un valore aggiunto di 89 miliardi di euro, superando di 83,4 miliardi superando gli 83,4 miliardi di euro dell'anno precedente, dai 83,4 a 89 miliardi, quindi un saldo positivo. Andiamo da innanzi e facciamo del caro trasporti da Confindustria, ok ai primi interventi regionali. La Giunta punta a destinare 30 milioni alle imprese per i sovraccosti. L'intervento è inserito nella prossima manovra, ma serve il via libera della UE, che commenta Monatueresi, potete essere classificato e quindi sanzionato come ente aiuto di Stato. L'estate dei divieti in spiaggia, vietati anche i castelli di sabbia, cioè prima si poteva tutto, pippare, imbolare papiro, a che i spuntinos in mare, in un solo mare, come insomma sono arrivate la tutela, tutte le prescrizioni da Santa Teresa a Sant'Antioco passando per Stintino. La mappa dei comportamenti proibiti, anche gli spuntini sono sanzionabili. E certo che ragazzi, si può andare e poi lasciare osso, rimbolato, papiro e così via. L'obiettivo è chiaro,
difendere l'ambiente e assicurare un futuro ad un patrimonio ambientalistico a rischio. Resta da capire se, come diceva Niccolò Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, perché nella crociata contro l'invadenza nelle spiagge se ne sono già viste di tutti i colori e a volte sembra quasi una gara a chi la spara più grossa. Superati l'ultimo della categoria è il sindaco di Villasimiu, Gianluca De Sì, che per difendere Punta Molentesi ha imposto il divieto di ombrellone per alcune fasce di bagnanti, salvo poi ripensarci a tempo di record e associare l'ombra alle patenti, cioè un ombrello per auto, che poi sia una smart a 2 posti o una spessa a 7 posti, l'ombrellone resta uno, cioè cada uno si pensa sta cavolata sua, insomma. E Villa Simio pare che lo ha superato tutto. I difensori degli arenili, De Sì non è stato il primo a prendersela con gli ombrelloni, ci aveva già pensato Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, che l'anno scorso aveva no, ma inizi tutta un'altra cosa, ha posto al bando gli ombrelloni havaiani, cioè questo schiniato e strisce de plastica che poi si seccaia nella plastica andata a si spargere in tutto, insomma, cioè gli inizi di tutta un'altra cosa. In particolare quelli realizzati in raffia sintetica, poliammide e derivati della viscosa. È tutto scritto in ordinanza firmata lo scorso anno. Il motivo non è estetico, come verrebbe da pensare, ma piuttosto il materiale con cui sono fatti danneggia l'ambiente. Ed è vero, questo de raffia, tanto può anche ne idere in una zona havaiano, no, poi che perdiano lo spezzo e noi ti raffia vera e ti raffia di plastica e quindi si spardiano in ambiente. Cibo vietato, l'ombra non più garantita e nemmeno il cibo se la passa benissimo. L'esempio arriva dalle spiagge di Sant'Antioco, dove lo scorso anno il sindaco Ignazio Moci aveva bandito i picnic in spiaggia e visto che che c'era i pasti di qualsiasi natura. Poi anche lui ci aveva ripensato, lo abbiamo fatto per evitare gli assalti alla spiaggia. È logico che se si sta mangiando un panino o un'insalata non ci sono problemi. Diversa questione sono le tavolate imbandite. Bisogna fidarsi perché l'ordinanza prevedeva multe da 25 a 500 euro, mentre la pacca sulla spalla ai paninari del nuovo millennio. E vabbè, che quindi sta chi gli spara a posarta. Andiamo da innanzi e diamo De Vermentino Superstar, solo 13 di Palmas, è il migliore del mondo. L'azienda sassarese trionfa ad Arzachena. Coldiretti contro l'import selvaggio, mette a rischio le nostre imprese. Sono sotto osservazione le speculazioni su olio extravergine e grano. Andiamo da innanzi, Vermicino, la tragedia che fermò l'Italia. 45 anni fa Angelo Liccheri si calò nel pozzo. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno l'uomo raggiunse e provò a salvare Alfredino Rampi, però Liughiata non vi resessiata anche lo tirare dai numbeiti incastrato. Veramente uno coraggio da non credere, insomma, e però mischino poi è restato insomma dispiace tu mai poi non l'hai poi osservare questo pezzinetto che interrotto a intro di questo pozzo. Il buio, la solitudine e la fame, 3 degli incubi peggiori dell'essere umano, e tutti e 3 sulle spalle di un bambino di 6 anni incastrato vivo a decine di metri sottoterra. È il 10 giugno 1981 quando la vita di Alfredino Rampi, per tutti diventato Alfredino, precipita in un incubo che l'Italia intera non riuscirà più a dimenticare. La storia
a Vermicino, alle porte di Roma, dove la famiglia Rampi stava trascorrendo le vacanze. Il pomeriggio si apre come tanti. Alfredino è con suo padre in campagna. Chiede di allontanarsi per proseguire da solo lungo il sentiero che riporta a casa. Poi il silenzio. La scoperta arriverà solo qualche ora dopo. Alfredino è caduto nel pozzo artesiano non segnalato, ed è qui tutto canta storia tremenda di questo pizzinetto. Tasse cambia tutto, il fisco potrà prelevare direttamente dal conto, quindi state attento, sarà possibile associare il l'IBAN al modello F24, un addebito automatico dal conto corrente per pagare le tasse in modo simile a quanto già avviene per le utenze domestiche. La novità è contenuta nel decreto semplificazione che ha introdotto la possibilità per il contribuente di associare il proprio IBAN al modello F24. In questo modo all'Agenzia delle Entrate potrà essere permesso di prelevare automaticamente le somme dovute per le tasse, anche per scadenze future. La norma è già in vigore, ma il sistema operativo non è ancora entrato in funzione. Sono attese a breve le indicazioni tecniche che renderanno effettivo il nuovo meccanismo, che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti. L'obiettivo della normativa è rendere il modello F24 più semplice e immediato, trasformandolo in uno strumento sempre più digitale e a portata di tutti gli utenti. In pratica i versamenti fiscali potranno essere gestiti attraverso piattaforme e canali già utilizzati quotidianamente per pagare bollette e servizi, home banking, app, sistemi digitali e altri strumenti di pagamento. E assai è una bella cosa, uno non deve stare a che ne pagamento si sa banca oppure fino digitalmente chi viene in quel bicchiere sarà sua. Trump, arcolama la politica internazionale, Trump esulta e sferza. Europa irrilevante. Attacco anche al G7, alla vigilia del vertice. Tajani ribatte, non era una guerra nostra. Teheran si teme in una intesa troppo fragile. Prevale la delusione e molti hanno paura della ripresa dei raidi. Incertezza, perplessità, forte sfiducia, ma anche paura che i raidi e gli attacchi possano riprendere. Sono questi i sentimenti prevalenti che si percepiscono in queste ore a Teheran, dove regna una calma surreale tra l'attesa per l'annuncio di un possibile accordo con gli Stati Uniti e la paura che una tregua rivelatasi finora fin troppo fragile venga interrotta. Un'incertezza che continua ad avere conseguenze pesanti sulla vita di tutti i giorni. Bene, andiamo da innanzi, ultima pagina, la pace mai così vicina, ma i Pasdaran frenano. Possibile oggi a Ginevra l'ok all'accordo USA-Iran e il Pakistan assicura raggiunto il testo definitivo. Ecco qua, trapelano i primi dettagli, ma è ancora botta e risposta sul capitolo nucleare. Seppur non ancora pubblicato, nero su bianco, iniziano a trapelare alcuni dettagli sul piano d'intesa tra Teheran e Casabianca. Secondo quanto diffuso, infatti, l'intesa prevederebbe la cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, insieme all'impegno degli Stati Uniti a non intervenire negli affari interni dell'Iran e il rispetto della sovranità di Teheran. Tra i punti figurerebbero anche la fine del blocco navale con revoca da parte degli USA delle restrizioni sui porti iraniani entro 30 giorni dalla firma dell'accordo, la garanzia di libertà di transito delle navi nell'area della Repubblica Islamica e il ritiro delle truppe statunitensi dall'area circostante. Nodo cruciale resta la gestione dello Stretto di Hormuz, che secondo quanto trapelato verrebbe riaperto entro 30 giorni con accordi con l'Iran. Previsti inoltre l'allentamento delle sanzioni, l'elaborazione da parte
degli USA di piani di ricostruzione per l'Iran, cioè praticamente l'America perde su tutti i fronti, cioè non si ottiene manco su chi ha prima, e cioè apertura libera della Arabia internazionale che bisogna, il stretto di Hormuz. Europa e futuro, i paesi parlino con una voce sola. Allargamento non è beneficenza. L'appello del presidente Metsola al forum in Masseria e Manduria. Masseria e Manduria. L'allargamento dell'Unione Europea non è una questione di beneficenza, è un tema strategico. Detta l'agenda del futuro del continente in modo chiaro la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, prima protagonista del forum di Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e come partner alla Masseria di Lireni a Manduria, Taranto. E Metsola praticamente imbria meta che von der Leyen e quindi andiamo a vedere come è andata a finire. Pace tra USA e Iran, mai così vicina, ecco i 14 punti del memorandum. Il Papa contro i trafficanti di vittime umane. Nasce una nuova creatura nel campo largo, progetto civico che la moglie istruirsi, vuole crescere, non dividere, cioè praticamente te succede che hanno qualcuno ha creato una frazione, cioè praticamente si inchesse da un partito, pronne a creare una contro suo, non era che non querer dividere, no, ma che querer unire. E quindi cosa schierano unire il campo largo che riannelo con la politica è fatta gai, cioè pure assurdo, pure due rette parallele in politica, in bene, cioè la teoria del Berlinguer, il parallelismo no? Politico che si invenia nel suo compromesso storico. Il soggetto presentato alla prima Assemblea nazionale da Alessandro Onorato, nota bene, quale onore. E naturalmente a Zapana pure in Sardegna sono pronto da fare, sono sportatore, lo rendiano o portatore dei sumere che arriva dal continente. Che in questo tancamos te novella de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. A Calmanzano non riesco forse sì, a chi mi sono scappata a Tepilora e poi casa Borterie a Santo Giovanni. Però non va linea telefonica né in Donoloco né in satiro. Quindi, vai cerca. Andiamo a tancare. E stanno a mezzo ridere e devono a tutto dai Bizzi TV. Mezzo a craso.